5 agosto alla Città Fiera di Torino di Martignacco si svolgerà la manifestazione Lo Sport in Festa, che vedrà protagonisti i grandi campioni sportivi friulani del passato, numerose autorità e tanti giovani promesse. Il testimonial dell'evento è il talento della pallacanestro friulana Michele Antonutti, già giocatore della Snaidero Basket, oggi ancora giocatore professionista, e che abbiamo intervistato assieme all'organizzatore Marco De Toni nel servizio di Annalisa Anastasi. 29 luglio 5 agosto, una grandissima iniziativa con lo sport protagonista, lo sport a partire dai giovani fino ad arrivare un po' a quelle che sono le bandiere che hanno rappresentato la nostra regione anche fuori dai confini, per sottolineare l'importanza dello sport ancora come genuino, dunque come voglia di praticarlo. Voglia di praticare questo sport genuino perché comunque la regione Friuli Venezia Giulia e anche la provincia di Udine offrono tantissime opportunità per i giovani con tante piccole società che con sacrifici e imprenditori locali cercano di portare avanti questi progetti. Oggigiorno è difficoltoso sia per un discorso imprenditoriale ma anche per i genitori che non riescono a seguire molto i giovani in questi progetti, ecco perché nasce l'evento Sport in Festa. Sport in Festa nasce per tre principali motivi. In primo per valorizzare la nostra territorialità, perché Friuli Venezia Giulia è un territorio importante, pieno di energie e sinergie che si possono creare. Nasce per aiutare l'imprenditoria a valorizzare la propria attività, perché sappiamo che il friulano ha la grande capacità di rialzarsi sempre, ma in questo momento a livello economico purtroppo c'è una grande crisi, ma soprattutto l'aiuto degli imprenditori con le società sportive per portare sempre di più il nome Friuli Venezia Giulia e la rappresentazione dello sport in tutta Italia, perché no, anche con la divisa della nazionale, come rappresenta il nostro testimonial, che è Michele Antonutti. Michele Antonutti, un atleta friulano che porta il Friuli anche fuori dalla regione. Ma per me è un onore essere l'immagine del Friuli Venezia Giulia sportiva, quindi un'immagine sana, un'immagine importante per gli atleti giovani. Per me lo sport in Friuli ha bisogno di personaggi che diano spicco, che diano voglia di migliorare i giovani atleti, quindi per me è sicuramente un onore e cercherò di dare il massimo della mia esperienza e della mia immagine per questo grande evento. E dunque Michele Antonutti, che è nella Sutor Montegranaro in Serie A1, ovviamente ha mosso i primi passi nella CBU di Udine e poi è andato appunto nel mondo dei professionisti.